Nuovi sigilli dell'Europarlamento agli uffici di almeno altri 4 italiani, tra cui l'ufficio del veneziano Davide Zoggia, fedelissimo di Bersani che non risulta indagato, e l'assistente dell'europarlamentare Dem Alessandra Moretti, anche lei non indagata, e che dice: rifiuto totalmente e respingo qualsiasi insinuazione su di me. Mi sono recata in Qatar con altri colleghi deputati in missione ufficiale e in piena trasparenza. In questo quadro ci siamo occupati dei diritti dei lavoratori e dell'accoglienza dei rifugiati afghani, scrive su Twitter. Si allarga dunque l'inchiesta Qatargate dopo l'arresto di Eva Kaili, vicepresidente greca dell'Europarlamento, arrestata perché colta in flagrante con 600.000 euro in contanti nascosti dentro sacchi in casa sua. Oggi nel frattempo a Venezia annullata la 2 giorni del convegno sulla pace all'Auditorium Santa Margherita di Ca' Foscari per evitare imbarazzi, visto che tra gli invitati ci sarebbe dovuto essere anche l'ex europarlamentare del PD Antonio Panzeri, a sua volta travolto dallo scandalo Tangenti. Questione quest'ultima per la quale il senatore veneziano Raffaele Speranzon ha presentato un'interrogazione parlamentare. Persone che nel proprio curriculum hanno attività di tipo terroristico e non si capisce in che modo possano insegnare o spiegare instradare i giovani e gli studenti universitari e non a comprendere quali sono le ragioni dei diritti umani, avendo loro praticato invece la violenza, la guerriglia e ogni genere di forma di resistenza nei confronti del diritto costituito.